Chissà quanti anni poteva avere. Prego, di là, faccio qualche spiegazione. Verissimo. Sì, è del 1376 di Giovanni di Botto, fatta di Moscio, è un busto reliquiario Di Moscio. Tolta la corona, Carlo la calotta e via il teschio. Tra i gioielli molto importanti l'anello di San Gregorio Magno, che nel rubino c'è inciso una biscia che ingoia un bambino le armi dei Visconti. La croce di Dusmet, un signor Ferraisi, un signor Testimoni, fino dall'altra parte. Poi soprattutto sono importanti in perle, in rubini, il sorgere del sole, il tramonto della luna, che sono oggetti del 400, l'anello della Vergine Margherita, l'emma contessa di Lecce, e poi sono le miriadi, in genere circa 378 di sospensorio, la massima carica dell'efficienza che lavorava. C'è circa 33 stelle dell'ordine di Calatrava, poi il resto sono tutte croci vescovili. E come reliquia del suo corpo, no? Il teschio. Il teschio. Il teschio. Vuol dire la Sì, con la mantibola. Ah sì? Sì, legati con un nastro rosso. Poi nello Questo scrigno. sia conservato. Sì, questo è conservato. Nello scrigno, nella cassa reliquiaria, ci sono le mani, i piedi, il femore e la mammella. E il famoso velo. Sì, sì. Questo è fino al 1376. Sono conservate soltanto le ossa. Sì. Perché si tratta di 18 secoli. Sì, sono proprio in reliquiari di Giovanni di Boè, contemporanei dello stesso busto dove sono chiusi. La devozione popolare è veramente immensa, non è esagerato. Non è esagerato. Voi la celebrate anche il 5 febbraio? Il 5 febbraio, poi un'altra volta il 17 agosto. Il cardinale Wyszyński, quando è venuto a Catania, è venuto e ha baciato Sant'Agata proprio nel petto. Vedi? Sì, facciamo in particolare, ricordiamo bene. Non so se il busto si potrebbe baciare, almeno intenzionalmente si bacia tutto quello che appartiene al carattere di santità. Sì, dobbiamo andare perché siamo